soffiando. Sto Sto soffiando. E cosa vuol dire che sta soffiando? Cosa ne so io? E quindi? Però fai col bastone, cioè cioè, tipo pastore. Fai, oh! Oh! Dai, Dai! dai, oh! Tornate indietro. Feeling free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go Sono dolcissimi, and make me wait. eh? There's no need Fai vedere il bottino. hesitate. Questo è il bottino. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Blue is the sky, like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Allora, oggi siamo partiti dalla casera Cason di Lanza, abbiamo deciso di fare il sentiero 441 che scendendo a piedi sulla strada verso Paolauro lo si trova sulla destra, salendo questo sentiero, questo pezzo di sentiero fino alla Alla forca Pizzul. alla forca Pizzul. Non è proprio il massimo, anche perché c'è erba alta, il Non è sentiero bellissimo. si restringe parecchio. Dalla forca Pizzul alla forca Lanza invece il paesaggio si apre. C'è il panorama, il sentiero è più battuto e quindi più piacevole. Dalla forca di Lanza, diciamo che per andare al monte Pizzul il sentiero non è tracciato con una all'incirca, sì, però più o insomma meno. lo trovate, non c'è nessun problema, e tira su parecchio, però è breve, no? 20 minuti Sì. e siete su. Quando si arriva poi in cima, beh, il panorama lì è veramente A 360 gradi. bellissimo, bellissimo. Bene, adesso niente, il percorso è terminato, come sempre vi rimandiamo adesso alla carta da bacco dove vi spieghiamo in modo dettagliato il giro che abbiamo fatto. Noi andiamo alla casera Cason di Lanza. Cason di Lanza A a mangiare mangiare lo strudelino, a bersi una bella birra. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Cristina e Gianluca. Ciao ciao.
Bene, il percorso che abbiamo fatto oggi è stato: noi siamo arrivati con la macchina fino a Caserra Cason di Lanza e qui abbiamo parcheggiato. Poi, guardando la caserra frontalmente, abbiamo preso la strada a destra che ci ha portato fino al punto in cui si vede visibilmente il cartello che indica il sentiero 441. Abbiamo preso il 441 che ci ha portato fino a Forca Pizzul. Una volta arrivati a Forca Pizzul abbiamo preso invece il 442 che ci ha portati a Forca di Lanza. A questo punto noi siamo saliti sul monte Pizzul. Qui non è segnato alcun sentiero, ma una volta arrivati alla forca vedrete sulla destra un sentierino ben segnalato che vi porterà fino al monte. Allora noi ve lo consigliamo assolutamente perché da qui la vista è meravigliosa. Una volta arrivati al monte noi siamo ritornati indietro sullo stesso sentiero fino alla forca e da qua abbiamo preso il 442A che ci ha riportato alla caserra Cason di Lanza. Allora, con questo il video termina, noi speriamo di esservi stati d'aiuto come sempre, vi aspettiamo al prossimo video, un forte abbraccio da Cristina e Gianluca, ciao ciao!